Ecco i calcinacci caduti, alzando lo sguardo il balcone senza base, un volo di oltre 3 metri per 3 persone che proprio in quel momento si erano affacciate. La più grave è la proprietaria dell'immobile. Siamo a Favara, l'ingresso sulla via Francesco Crispi, mentre il balcone in una traversa in via Umbria. L'anziana Nicolina Piazza, questa mattina allarmata dal fatto che in nottata c'era stato un lieve scricchiolio, aveva chiamato un operaio. Così intorno a mezzogiorno lei, la sua badante, una romena di 44 anni e il muratore Luigi Bosco stavano facendo il sopralluogo. Neanche il tempo di mettere i piedi sul balconcino che si è sentito un boato. I tre sono stati trasportati subito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le condizioni dell'ottantenne sono sembrate subito gravi e in pericolo di vita, mentre per gli altri due solo leggere ferite. Sul posto sono arrivati subito polizia municipale, carabinieri e soprattutto vigili del fuoco che si sono messi immediatamente al lavoro. È crollata, sicuramente per lavori eseguiti male a suo tempo di costruzione. Ma c'erano segnali di cedimento? Ma noi sul posto non abbiamo visto niente, abbiamo visto solo questa penzellina penzolante con le persone già ferite portate all'ospedale. Altro non abbiamo visto. Siete arrivati subito? Siamo arrivati noi dopo che le persone erano state trasportate all'ospedale. Quando noi siamo arrivati loro non c'erano. Noi abbiamo giustamente messo in situazione di sicurezza il balcone facendo abbattere il ballatoio che ormai era sospeso in aria. Sindaco, 3 persone ferite, di cui una grave, un altro dramma per Favara. Sì, purtroppo è un ulteriore dramma che si abbatte sulla città di Favara, che questa volta non tocca tuttavia il centro storico ma un'arteria importante della città di Favara. Si tratta di un'abitazione che può risalire a circa una quarantina d'anni fa e che, come si vede, è mantenuta tra l'altro abbastanza bene. Non riusciamo a capire le ragioni per le quali purtroppo si è registrato questo incidente che ha colpito 3 persone. Speriamo che non ci siano problemi di una certa gravità. Io mi sto recando subito in ospedale ad Agrigento per andare a verificare intanto lo stato di salute dei nostri 3 concittadini, 2 dei quali appunto sono sicuramente i nostri concittadini e una terza persona pare che si tratti di una badante.